E con queste immagini che stiamo in questo momento girando, un panorama mozzafiato, il litorale del Poetto, Sella del Diavolo, accanto a noi due ecomostri. Purtroppo per anni hanno segnato degrado, incura e abbandono. In attesa che la Prosperius di Firenze prenda le redini, come il suol dire del gioco, nel riqualificare l'intera struttura come centro di benessere e salute, noi ci troviamo ancora una volta dinanzi ai monumenti del degrado. Il tempo si è fermato. Tra Eternit, coperture che naturalmente non lasciano minimamente spazio a situazioni di salute in questo caso. Adesso andiamo a vedere qua dentro che cosa sta accadendo. Seguiteci. Ecco qua, il panorama purtroppo è a dir poco desolante. I primi escrementi che troviamo in una delle tante stanze che inizialmente erano adibite a pronto soccorso dell'ex ospedale marino. Seguiteci. Abbiamo incontrato anche degli amici, definiamoli tali, delle persone che purtroppo vivono in stato di povertà, abitano qua all'interno in questi locali malsani, col freddo e naturalmente potete vedere in mezzo ai rifiuti. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Come va? E qui incontriamo naturalmente due persone che sono costrette a vivere all'interno di questi locali, lo abbiamo già detto. Possiamo conoscervi? Buongiorno, salve. Lei si chiama? Sainas. Nome di battesimo? Come? Come si chiama? Sainas. Gianfranco. Signor Gianfranco, l'abbiamo trovato qua all'interno dei locali. Noi abbiamo già naturalmente capito che una situazione di povertà, di tristezza costringe queste due persone ad abitare qua, al freddo. Vi state preparando da mangiare, suppongo? Come si sta a vivere qua dentro? Stiamo male anche noi qua, perciò non posso fare niente. Da quanto tempo abitate qui dentro? Almeno un mese. Un mese. E vi sta aiutando qualcuno, il comune, gli assistenti sociali? Nessuno. Nella Cagliari anno 2014 ci sono ancora situazioni di tristezza, di desolazione. Quel che purtroppo spaventa e un tantino infastidisce i tanti cittadini è questo concetto. Per quale motivo questa struttura, che naturalmente andrà ristrutturata, rimanutenzionata, si darà vita nuovamente a questo edificio, per quale motivo è lasciato in costante stato di abbandono? Non è stato messo in sicurezza nulla. Abbiamo visto coperture di Eternit, rifiuti pericolosi lasciati a cielo aperto, mentre i cittadini passeggiano, vanno a correre in bicicletta e respirano naturalmente le piccole, minuscole particelle di amianto. Ma se fosse accaduto in città, ad un privato cittadino, cosa sarebbe accaduto? Naturalmente per coloro i quali non conoscessero l'origine di questa struttura, questo era l'ex pronto soccorso dell'ospedale marino, un presidio ospedaliero che per tanti anni naturalmente ha dato assistenza a tantissime persone. Oggi la situazione è questa. E durante il tour del degrado naturalmente possiamo un attimino rivivere quelli che erano gli anni fiorenti di questa struttura. Lo ricordiamo inizialmente di competenza della USL, unitaria sanitaria, poi chiaramente passata all'ASL. Tuttora le chiavi simbolicamente di questo edificio sono della Regione. Durante le riprese ovviamente stiamo accedendo a questi locali che nulla hanno di sicurezza, in quanto anche il soffitto è oramai pericolante. L'acqua sta penetrando naturalmente su nel soffitto e ci sono incombenti pericoli
anche per le persone che stanno purtroppo abitando qua dentro. E naturalmente questo è un altro ambiente, stavolta protetto da lucchetto e catene. Con le immagini riusciamo a scorgere anche un locale adibito proprio a dormitorio. Potete vedere. E ancora dei panni stesi. Chiaramente chi sta abitando in questo edificio alla bella e meglio lava anche i propri abiti. E questo è l'altro scenario. Un bellissimo panorama, la Sella del Diavolo. Il mare limpido con la sabbia del nostro amato Poetto. E naturalmente le lungaggini burocratiche, ormai solite, ci portano a concludere questo servizio in cui denunciamo ancora una volta lo stato di abbandono e di indifferenza da parte delle istituzioni, in attesa che partano i lavori di riqualificazione e ristrutturazione di tutti questi edifici, esattamente due, presidio ospedaliero e ex pronto soccorso, dove abbiamo mostrato il degrado e soprattutto la bomba ecologica cui tantissimi cagliaritani non solo sono costretti a convivere, coperture di Eternit, amianto, lasciate così a cielo aperto, immondizie, rifiuti all'interno di due strutture di pertinenza pubblica. Naturalmente la provocazione è soltanto una, ma se qualche cittadino dovesse prendere in mano quei pezzetti di amianto e lanciarli sull'arenile, cosa accadrebbe? Alla prossima. Siamo con l'amico Riccardo Porta, qui l'Arte del Pane, Exma. Questa è una mostra organizzata insieme al Lions Club con l'associazione Casa Verde CO2.0, che è un gruppo di aziende di persone che ha come filosofia quella di partire sì dalla terra, dalla nostra cultura, dalla tradizione e di essere sempre innovativi nel proporla. Così abbiamo, coinvolgendo appunto un gruppo di designer, di architetti e di aziende, di portare avanti questa iniziativa dove ci si è posti l'obiettivo di far conoscere la cultura della Sardegna attraverso il pane. Quindi il pane è diventato un mezzo per conoscere la Sardegna e i sardi. Senti Riccardo, tu vieni da una famiglia, come posso dire, di panificatori, perciò di persone, di artigiani del pane. Noi ci siamo già conosciuti in un'altra tua manifestazione. Ecco, qui, anche perché ci sono vari tipi di pane, facciamo questo percorso sensoriale. Benissimo. Allora, sì, vengo da una famiglia di panificatori di Connos Fanatica, al panificio Porta, siamo nati nel 1918, ci siamo conosciuti parlando del nostro lievito madre, che è uno degli elementi presenti nella mostra, dove poi ovviamente la mostra è interattiva, nel senso che saranno presenti delle degustazioni, dei laboratori e dei dibattiti. E uno di questi sarà la creazione del lievito madre. Poi nel programma ci sono le varie date, ce ne sarà una anche molto interessante in notturna, nella quale al chiaror di luna lieviteremo insieme al lievito madre. Saremo tutti bandati. Esatto, esatto. Invece il percorso sensoriale parte dal mare. Ci siamo immaginati, diciamo, un viaggiatore che si affaccia in Sardegna e quindi la vuole conoscere. E diciamo, lo strumento attraverso il quale va a conoscere i vari territori è un pane che lega sia le varie culture della Sardegna sia i sardi, che è il coccoi. Quindi, diciamo, navigando oppure passeggiando col suo coccoi, il nostro viaggiatore parte dal mare, dove scopre i pescatori e quindi scopre tutto l'ambiente del mare, i loro ritmi, la pesca, e i suoni e i profumi del mare, e soprattutto scopre la galletta. Qua ci siamo ispirati alla galletta carlofortina, che è un pane molto particolare perché veniva biscottato e preparato senza sale, così che i pescatori potessero immergerlo e poter degustare un pane più morbido e salato, mentre stavano ovviamente alla pesca. Il nostro coccoi poi ci porta nel profondo Campidano, quindi arriviamo in pianura. In pianura una delle cose più belle da fare è immergersi
nella terra, quindi toccare la madre terra. La terra che ci permette di far crescere il grano, che diventa architettura nel momento in cui si va a costruire con la paglia le case in terra cruda, quindi qua abbiamo un mattone in terra cruda, e poi diventa agricoltura, cioè quando diventa grano che poi diventerà pane. E qua scopriamo il modizzoso. Il modizzoso, che è un pane che veniva fatto una volta alla settimana, che appunto doveva far nutrire tutta la famiglia del contadino, quindi un pane a lievitazione naturale, e deve il suo nome a San Modizzi, che è il lentisco, che appunto che dava il profumo particolare a questo pane, l'aroma al modizzoso. Andando ancora avanti, a bordo del nostro cocoi, ci spostiamo in collina. In collina abbiamo voluto toccare uno degli elementi principali della nostra storia, che è il nuraghe. Quindi toccheranno le pietre, sentiranno il profumo del vino, perché in collina si coltiva la vite, quindi il nostro viaggiatore si siederà insieme ai contadini che coltivano l'uva, e insieme a loro degusterà un pane straordinario, che è veramente emblematico, che è il pane pintadera, perché è un pane che nasce appunto da questa vintadera, che è il famoso simbolo dei nuraghe, e veniva, diciamo, marchiato una volta in forno, così da essere riconoscibile. E questo è il calendario. Ci sono poi varie interpretazioni anche sul significato di questi simboli. Quindi abbiamo voluto che le persone che fruissero del nostro percorso potessero conoscere anche questo aspetto molto importante della nostra storia, in maniera ovviamente innovativa, seguendo la nostra filosofia. Infine arriviamo in montagna. In montagna già l'ambiente cambia, perché iniziamo a sentire i rumori appunto del bestiame, un altro tipo di aria che ci inizia a arrivare nelle narici, e iniziamo ad accarezzare il bestiame. E bestiame che vuol dire molto spesso gregge, e quindi pecore, e quindi lana. E quando si parla di lana si parla ovviamente di pastori. I pastori avevano una necessità molto importante. Qua è la bellezza del pane, che nasce sempre per una necessità e si adatta alle necessità delle persone. La necessità in questo caso era quella di avere un pane che durasse a lungo durante la transumanza. Così ci siamo immaginati il nostro viaggiatore che arriva accolto da una dolce signora che sta preparando il carasau, e lo prepara appunto per il marito, che il giorno dopo partirà per la transumanza e avrà il suo bel pane. A questo punto siamo arrivati in montagna, riscendiamo verso la pianura, verso il mare, e scopriamo quell'elemento di cui vi parlavo prima, che è l'elemento fondamentale del pane, che ci insegna tantissimo, cioè il lievito madre. Vado avanti. Il lievito madre è un emblema di una condizione nella quale tutti, benché diversi, riusciamo a valorizzarci a vicenda, perché è fatto di una microflora selvaggia, quindi da una biodiversità, e quindi da tanti microrganismi che tutti insieme, collaborando, è una cosa bellissima, riescono a far lievitare e a creare il pane. E chiaramente poi la nostra pasta madre, nel nostro caso, ha quasi 100 anni, perché è stata fatta da mia bisnonna, quindi è un legame col passato, un passato che poi diventerà futuro. Ed è un elemento fondamentale. Le persone ovviamente avranno la possibilità di toccarlo e sentire il profumo, avvicinandosi ovviamente. Andando ancora avanti, scopriamo il cocoi, emblema delle feste, quindi entriamo nella dimensione umana. Prima abbiamo visto il territorio grazie al cocoi, adesso iniziamo a entrare in una dimensione verticale, quindi nelle persone. E questi sono i cocoi che simboleggiano le cerimonie più importanti. Abbiamo Pasqua, abbiamo il momento della raccolta appunto dell'uva, abbiamo sempre le bamboline con l'uovo, pringia, sì. Poi ovviamente l'elemento sacro, chiaramente il pane, essendo un pane quotidiano, è anche molto facilmente collegabile al sacro, perché deve essere presente nella vita di tutti noi, soprattutto legandoci alla tradizione. E poi arriviamo a una magia, e questa magia è il nostro tavolo in terra cruda, e questo è fatto degli stessi ingredienti del pane. Quindi c'è il grano, quel discorso che dicevo prima, quando il grano diventa agricoltura, diventa pane, quando diventa architettura, diventa terra cruda. E qua le persone, i nostri fruitori, avranno la possibilità di piantare un chicco di grano che, grazie alla lana e alla terra cruda, poi rigermoglierà. Quindi a fine mostra vedremo anche la crescita del nostro grano,
grazie a questo tavolo che ci ha fornito Edilana. Andando ancora avanti, arriviamo proprio al simbolo della vita che è il Cocoi. Prima abbiamo visto le cerimonie, adesso vediamo le fasi della vita dei nostri sardi, delle persone che vivono in Sardegna. Quindi ci sono i giocattoli per i bambini, questi sono gli antichi ciucci, diciamo, che servivano per far crescere per far lavorare le gengive dei bambini. Poi c'è questo che con i chiari riferimenti, diciamo, all'innamoramento e al corteggiamento che si chiama pillunca, che si donava per chiedere la mano della sposa. Poi c'è il pane degli sposi, questa è la mezzaluna che simboleggia quindi la fertilità, quindi torniamo anche ai nostri riti ancestrali e poi si collega anche alla cultura cattolica e quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo, sposo e sposa e poi le due fedi. E qua abbiamo poi anche la corona che si posava sia sul tavolo degli sposi, che è un elemento molto importante, giocattoli per i bambini. Insomma, fondamentalmente il nostro viaggiatore alla fine del suo percorso capisce che il Cocoi ti accompagna per una vita intera. Questo è un po' quello che è il nostro racconto, quello che abbiamo voluto trasmettere. Senti Riccardo, questo viaggio sensoriale certamente comincia oggi, il momento dell'intervista, ma soprattutto fino a quando e soprattutto, ecco, ricordiamo un po' a tutti i telespettatori dov'è, a che ora e soprattutto anche voi ho capito che insomma anche prossimamente ci sarà anche questa videoproiezione di immagini come si fa il pane, certo, tenendo conto di un forno ancestrale. Certo, allora la mostra sarà presente all'Ex MAC, come abbiamo detto prima, a Cagliari, dal 27 marzo fino al 9 aprile. Durante la mostra appunto ci saranno dei laboratori e dei dibattiti. Sabato ci sarà la creazione appunto del lievito madre, domenica ci sarà una dimostrazione di cucina solare con i forni in terra cruda, quindi il pane raffermo che poi viene cotto attraverso il sole. Poi ci sarà il design del pane, quindi la pintatura del suo Cocoi, sia in maniera tradizionale che innovativa. Ci saranno dei convegni, infatti ci sarà la presentazione da parte del comitato promotore della DOP per il Cocoi e del Modizzoso, quindi ci racconteranno che cosa stanno cercando di fare. Abbiamo invitato e siamo molto contenti che abbia accettato il nostro invito Alessandra Guigoni, che è una importante antropologa e food teller che ci racconterà del pane nella vita dei sardi. Ci sarà un bellissimo laboratorio tradotto da Valentina Meloni sulla costruzione dei forni in terra cruda e quindi come cuocere il pane usando semplicemente la terra, tornando a quel discorso del grano, della terra che diventa architettura e agricoltura insieme. E poi quello di cui parlavo prima, il laboratorio notturno con la creazione del lievito madre e quindi anche con un'apertura un po' ai giovani, con una bella musica, una bella selezione musicale. Abbiamo trovato anche la collaborazione molto importante dell'Associazione Panificatori, in quanto ci saranno dei laboratori con le scuole la mattina. Un attimino come iniziare il pezzo, aspetta, allora.